E per Prima il Veneto Francesco Vianello. Buonasera a tutti, grazie per il gentile invito e viva il Veneto. Grazie. Allora, Francesco Vianello, lei come valuta questa fase? Quali sono secondo lei le prospettive anche per le imprese, le famiglie? Perché appunto il documento economico-finanziario va anche a tentare di sostenere i cardini del nostro territorio, che sono le aziende, le piccole, le medie, le grandi aziende. Certamente, da quello che ha detto il Presidente Stefani nel precedente collegamento, dovrebbe andare tutto bene. Sì, fa sorridere questa approvazione in tempo record di questo documento, quando invece l'autonomia giace morta e sepolta, insabbiata, a causa di Zaia, a causa dello stesso Stefani, a causa del loro partito, cioè quel che resta della Lega, e soprattutto dalla sciagurata alleanza del centrodestra con il partito romanocentrico e meridionalista delle sorelle romane. Per cui veramente questa pagliacciata sull'autonomia si ripete e va avanti da ormai quasi credo 9 anni. Peccato che sia sparito il contatore, no? Che c'era sempre qui nella vostra trasmissione, no? C'era tot anni, se non ricordo male, in attesa dell'autonomia. Adesso sono già passati quasi 2 anni. Beh, sono 8 anni complessivamente dal referendum. Dal 22 ottobre del 2017, quindi stiamo andando verso il 9º anno, ok? E ci vorrebbe il contatore, quello invece non so quanti anni siano passati, forse già quasi 2, in attesa della definizione dei LEP. No? Noi ci eravamo impegnati a tenere il contatore fino all'approvazione della legge Calderoli, quindi quando è stata approvata e firmata dal Capo dello Stato l'abbiamo tolto, però l'autonomia è ancora tutta da... No? Sì, infatti a noi fa sorridere, a noi di Prima il Veneto, che vorremmo che si fosse realizzata, no, questo desiderio espresso dai cittadini del Veneto, abbiamo detto quasi 9 anni fa, ma purtroppo ci sono i partiti di governo a livello nazionale e anche regionale che continuano a prendere in giro gli elettori ci cascano sistematicamente e quindi portano avanti questa farsa senza senso, questo gioco dell'oca in cui quando siamo all'ultima casella prima del traguardo, tac, fanno la legge farsa Calderoli che riporta tutto il processo autonomista sulla casella di partenza. E il bello è che se ne vantano anche, io veramente non so con quale faccia possano presentarsi agli elettori e mi riferisco anche poi alle prossime elezioni comunali di Venezia nel maggio 2026, questo centrodestra che ha fatto un mucchio di promesse specialmente in campo di sicurezza e non le ha realizzate. Purtroppo a Venezia abbiamo avuto chi ha pensato solo ai propri interessi personali e a sbrogliare alcune matasse giudiziarie che sono ancora sempre più oscure e sempre più ingarbugliate. Dopodiché la nostra città, una delle città più belle del mondo, Venezia, le isole, l'estuario e la sua terraferma, sono sistematicamente, continuamente in mano a spacciatori di sostanze stupefacenti, criminali, tossicodipendenti, liberi di scorrazzare. Dopodiché abbiamo però che i cittadini veneziani e mestrini vengono regolarmente, puntualmente multati ogni qualvolta dovessero parcheggiare l'automobile 1 millimetro fuori dalle righe blu, oppure dovesse scadere il bigliettino, no, del ticket. Ecco lì che l'amministrazione comunale invece puntualmente arriva un esercito di esattori come fossero lo sceriffo di Nottingham a esigere, no, le tasse dai poveri cittadini, quando poi quegli stessi cittadini non sono neanche liberi di uscire di casa la sera o di rientrarci in piena sicurezza. Ma vi rendete conto o no che questo centrodestra vi ha pigliati per il naso sia a livello nazionale che a livello regionale? Speriamo che gli elettori del Comune di Venezia almeno capiscano che devono affidarsi ad altri rappresentanti.
Grazie Vianello, e Francesco Vianello ha toccato anche il tasto della sicurezza. Allora Francesco Vianello, diciamo, gli effetti di questo voto che molti dicono non può essere paragonato allo schema, alle dinamiche delle politiche, no? Cioè, un referendum è una cosa e le politiche sono altro, e quindi molti escludono, insomma, che questa vittoria del centro-sinistra poi abbia una corrispondenza alle politiche, ma sono sempre così posizioni, congetture che vediamo nei messaggi. Cosa ne pensi? Ma io credo che sia stato eccessivamente politicizzato questo referendum, soprattutto dal centrodestra, e che si sia dato una clamorosa ennesima zappata sui piedi, perché si sono lasciati andare delle dichiarazioni secondo me troppo compromettenti, ripeto, spostando il piano della discussione, che doveva essere di carattere costituzionale, su un piano puramente politico. Poi evidentemente c'erano già delle crepe, degli scricchioli all'interno di questa maggioranza che si pavoneggia continuamente, dando l'impressione di essere granitica e solida, quando invece affatto non lo è. Si sono dimessi dei personaggi che appartengono a quella, oserei dire, gerontocrazia della politica, delle mummie in avanzato stato di decomposizione, che rappresentano proprio quel tipo di politica, e spero che Bean mi possa seguire, che è giovane, più giovane forse di me, che spaventa e diciamo tiene lontani proprio i giovani dalla politica, no? Perché vedere delle persone che hanno fatto molteplici cambi di casacca, sto parlando logicamente all'interno del centrodestra, no? Che prima erano con la Repubblica probabilmente di Salò, dopo il movimento Fiamma Tricolore, dopo Alleanza Nazionale, dopo Forza Italia, per confluire poi nel partito meridionalista e romanocentrico delle sorelle romane, e finalmente, dico io, oserei dire finalmente, che si sono dimessi. Poi gente che aveva tonnellate di scheletri negli armadi pieni di ragnatele, con conti in sospeso con la giustizia, quindi cose mai chiarite né davanti ai giudici né di fronte al loro elettorato. Per cui questa ventata d'aria, no, fa ben sperare. E ripeto, è proprio questo uno dei punti che tiene lontani i giovani dalla politica. Ve lo dico questo perché io, essendo un insegnante di scuola superiore, vivo immerso nei giovani, forse ancora più giovani, perché stiamo parlando di adolescenti fra i 14 e i 18 e i 19 anni, ma vedete, sono proprio questi temi, questi linguaggi, questi modi di fare, vedere sempre questi parrucconi, no, con i capelli bianchi, che leggono queste frasi senza senso, no? Questa retorica trita e ritrita, che va sempre a finire nella contrapposizione di queste vecchie ideologie novecentesche. Vedete che a ogni occasione che c'è chi che tira fuori a Mussolini, che ti dice ah, qua che vorrai Mussolini per mettere a posto l'Italia. Dall'altra parte invece che cosa abbiamo? Purtroppo uno schieramento invece che esulta ogni volta che sbarcano 300 migranti sulle coste calabresi e siciliane, tappano le bottiglie con le sciabolate perché vogliono l'inclusione a tutti i costi, vogliono costruire moschee, minareti, perché dobbiamo apprezzare la loro cultura. Wow, che bello mischiarci con la loro cultura, farci riempire di drogati, di spacciatori, di criminali, con tutti gli impianti di videosorveglianza che abbiamo, che servono solo per perseguitare gli italiani e i veneti. Questo è un vero e proprio razzismo al contrario, contro la minoranza italiana e veneta che c'è nelle nostre città. È vero che il razzismo esiste, ma il razzismo oggi, la discriminazione, è contro le brave persone, quelle che lavorano onestamente, che pagano le tasse, che si alzano presto la mattina e che si ritrovano poi i marciapiedi di fronte a casa
colmi di escrementi, di liquidi biologici, di siringhe piantate nel terreno, là dove proprio magari i bambini avrebbero il diritto di andare a giocare tranquillamente nei giardini e magari mettono le manine per terra e ci troviamo pieni di siringhe. Ma qui la colpa è bipartisan, da una parte del centrosinistra, ma soprattutto a Venezia, nel comune di Venezia, gli ultimi 11 disastrosi anni della giunta di centrodestra. Grazie Francesco Vianello di Prima il Veneto e grazie a Francesco Vianello per Prima il Veneto. Vi aspettiamo domani mattina col gazebo di Prima il Veneto a Marghera, domani pomeriggio a Mestre. Ciao!